Seconda corsa, una prova per cavalli anziani con i sacchi i Gentleman, ovviamente. Corsa senza frusta, prova del trofeo Gentleman for Life. Sono in 11 al via. 1 Roger OP, 2 Zagor MTT, 3 ZWF, 4 Boa San, 5 Actar OP, 6 Zingaro Gaddi, in seconda fila 7 Akiko Font, 8 Tancredi Sartor, 9 Zaro P, 10 Artaterme Jet, 11 Bowie. Problemi per Bowie, macchina che prende velocità e li lascia con il tentativo da parte di Zingaro Gadda di assumere l'iniziativa dall'esterno, ma è Roger OP allo steccato e prova a rientrare, sbaglia però. E allora insiste Zingaro Gadda al largo Roger OP, e passa nei confronti di Boassan. Poi Zagor MTT in terza posizione a precedere Akiko Font, avanza all'esterno ZWF, trascinandosi Tancredi Sartor, quindi ancora Actar OP in terza pariglia esterna a precedere Artaterme Jet. I primi 400 metri se ne vanno in 29,7 con in vantaggio Zingaro Gadda. Boassan in seconda posizione, ZWF di fuori, lungo la corda ancora Zagor MTT, in seconda pariglia esterna Tancredi Sartor. 45,4 con Zingaro Gadda che è all'avanguardia. Il favorito del mattino prosegue in evidenza nei confronti di Boassan, quindi ZWF, Tancredi Sartor, lungo lo steccato c'è ancora Zagor MTT. Poi le posizioni cristallizzate con Zaro P e Artaterme Jet che chiudono il gruppo. Si prosegue così sul piede dell'1,16 quando siamo al chilometro, passato in 1,16,4 con una frazione in 15,8. In vantaggio Zingaro Gadda, muove in terza ruota Tancredi Sartor per provare ad aggirare ZWF. Lungo lo steccato sempre Boassan a precedere Zagor MTT, la dritta in line 14,9 viene via dalla coda Artaterme Jet che sorvola il gruppo e cerca di portarsi sulla testa della corsa. In vantaggio Zingaro Gadda, arriva Artaterme Jet, prova a muovere anche Zagor MTT a 200 dalla conclusione. Zingaro è preso sotto tiro da Artaterme, fa la piegata in 15,4, Artaterme Jet attacca Zingaro Gadda e tende a passare a metà della dirittura d'arrivo. Artaterme Jet se ne va per fatti propri, vince nettamente con Michela Rossi che esulta. Al secondo è Zagor MTT, al terzo Akiko Font. 2 minuti e 4 decimi, 1,14,8 il ragguaglio cronometrico, 29,1 la chiusa. Il volo dall'ultima posizione di Artaterme Jet che con Michela Rossi per il training di Salvatore Valentino e i colori di Cristian Venturelli vengono a vincere la seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna. Riapprezziamo nelle immagini la pacca sul posteriore ad Artaterme Jet, meritatissima da parte di Michela Rossi, e il successo in larga misura del numero 10, al secondo Zagor MTT, al terzo Akiko Font, 10,27, l'ordine d'arrivo molto probabile della seconda corsa dell'Arcoveggio.